Buonasera e benvenuti amici del Rino Soccer Sport in Treviso, il turno infrasettimanale che vedrà le due squadre Trieste e Treviso giocare contro per questo martedì sera. Le formazioni sono le seguenti: per il Trieste abbiamo Gallesi 48, Barattini, Cioccolanti, Cocozza, Del Piano, De Wonderview, Davide, Ovsec, Scrimali, Vigini e Zozzoli. Per la formazione del Treviso questa sera sono presenti Prosdocimo, Merlo, Bianchin, Bortoluzzi, Caner, Darin, Flora, Longo, Palù, Piovesan e Quinto. Adesso è il momento ovviamente del briefing prima della partita, è il momento dell'urlo, è il momento della carica e siamo quasi pronti per cominciare questo match molto importante per il Treviso. I capitani chiamano la raccolta. E ci siamo. Allora, per questa sera si gioca per il Treviso in formazioni leggermente ridotte a causa di qualche assenza. Coach Lizzotto ha visto preparare molto i giocatori tatticamente, quindi ci aspettiamo una grande serata ricca di, speriamo ovviamente, emozioni positive per il Treviso, reduce da una sconfitta in casa domenica, ma che ha tanta voglia di rifarsi questa sera. In campo come prima linea vediamo Flora, Longo, Edoardo e Tommy in difesa. Ovviamente è il momento del minuto di silenzio. E ci siamo. Vediamo subito pronto Andrea Flora all'ingaggio, il nostro fantasista, attaccante difensore in realtà, perché riesce a ricoprire tutti i ruoli, questo nuovo giocatore in prestito dal Montebelluna per quest'anno, insieme anche a Edo, che garantisce alla formazione trevigiana sicuramente molti spunti offensivi e difensivi. È importantissimo ovviamente per la squadra trevigiana partire subito col piede giusto, soprattutto con l'ingaggio per avere il possesso. Non è questo il caso. Parte il Trieste che va subito dietro porta. Ricordiamo che questa squadra è una squadra che tendenzialmente gioca molto dal possesso basso, quindi tende a mantenere tanto il disco dietro porta per poi cominciare l'azione nei momenti più inopportuni per chi difende in questo caso. Lungo la fascia sale il Trieste, subito pronti in attacco, ottima parata di Buddha che si fa trovare preparato. Cambi veloci, è questa la strategia di coach Lizzotto che ovviamente avendo dei giocatori assenti ha necessità di dover fare girare subito le linee in maniera molto rapida in modo tale che si possa permettere agli altri giocatori il riposo. Ingaggio vinto questo giro dal ring che cambia fascia, abbiamo Palù dall'altra parte, torna indietro, calma, chiama calma il gioco, ma perdiamo un disco importante dalla ricostruzione difensiva. Ora dal centrocampo c'è Palù che va subito in attacco, non trova nessuno e perde il disco. Trieste con il suo gioco, che ovviamente ricomincia dal fondo e la passa subito al difensore che cambia gioco, ma ripartono e tornano indietro.
È dal fondo che loro costruiscono la manovra, sono a centrocampo, continuano a far girare il disco, ma non abbiamo fretta di dover recuperare il possesso del disco. Chiama i cambi coach Rizzotto, la stessa cosa la fa il Trieste, ma probabilmente questa sera vedremo molte volte questi giri di finto attacco per poi ricominciare dalla difesa triestina dietro porta. Una marcatura uomo per il Treviso. The Wonderview dal centrocampo che prova, ovviamente non trova spazio e torna indietro. Probabilmente per i primi minuti avremo a che fare con una partita di questo genere, quindi di tanto possesso da entrambe le squadre perché si stanno studiando e ovviamente, siccome la partita è lunga, bisogna anche perseverare il fiato. Ora c'è il Trieste con Der Wonderview che va lungo la fascia, la chiude il difensore trevigiano in sponda, in balaustra, restano lì, restano bloccati, disco fermo. Chiama il cambio coach Rizzotto. In questo caso difesa trevigiana fortunata perché erano tutti sbilanciati dall'altro lato del campo, ma ripartono subito veloci con Quinto che fa un drop, torna indietro e ricomincia dalla difesa. C'è Caner che tira poco fuori dalla porta. Attenzione! Attenzione, per poco Edo non ci faceva un miracolo dalla linea della porta. E Flora intercetta un ottimo disco, ora in attacco, prende tempo, ma niente, passaggio è andato non a buon fine, ora ricomincia, c'è Flora dalla difesa, tre quarti, torna indietro direttamente a Edoardo Bortoluzzi. E a differenza del Trieste, la squadra trevigiana cerca manovra molto più rapidamente, non vuole perdere tempo. Fallo un po' dubbioso da questo punto di vista qua, però stiamo a quello che decide l'arbitro, che alza il braccio, quindi un giocatore in più per la squadra triestina che ora ha tutto il tempo per fare possesso finché la squadra trevigiana non tocca il disco. Ricominciano da dietro porta, hanno tutto il tempo per poter gestire la manovra offensiva, ma nel frattempo la squadra trevigiana si porta indietro per aspettare gli avversari e indurre il Trieste a fare il gioco. Possesso dal basso, c'è Vigini libero in fascia sulla sinistra, ma vanno verso The Wonderview. Vigini, attenzione, si spostano sulla destra e il passaggio al centro abbastanza pericoloso, si fa trovare preparata la squadra trevigiana con Flora che tocca il disco e manda le squadre in penalty in power. Due minuti quindi per Longo al 14° minuto e 42. Ora sarà importante per la squadra trevigiana cercare di ovviamente evitare il più possibile cambi di direzione nel gioco in power per la squadra triestina e ovviamente cercare di prendere più tempo possibile all'attacco triestino, che questa sera si presenta con 4 giocatori della Serie A e che quindi vuole finalizzare ovviamente questa partita, ma in casa trevigiana nulla è così scontato.
all'ingaggio. Non siamo in penalty, siamo qua comunque 4 contro 4, quindi è stato dato evidentemente un fallo sia a Longo sia al numero 99 del Trieste nel momento in cui in realtà il gioco era fermo, quindi evidentemente c'è stato qualche contatto proibito. Attenzione, brutto contrasto, speriamo nulla di grave. Resta a terra il numero 56 del Treviso. Caner, questa sera capitano, speriamo che possa rialzarsi quanto prima e che sia tutto a posto per il nostro difensore nonché capitano questa sera. Non esce in condizioni proprio promettenti purtroppo, e speriamo che possa sistemarsi al più presto la situazione nel migliore dei modi. Nel frattempo il Treviso riparte in 4, entra Piovesan al posto di Caner, vinto l'ingaggio, c'è Edo sulla fascia che va verso l'alto, potrebbe provare col tiro, buono il passaggio, peccato per il timing. Ora ricominciano in maniera molto veloce anche i giocatori triestini lungo le fasce, però tornano indietro nel loro solito gioco, vogliono prendere tempo. Attenzione al Trieste sotto la tre quarti, tira fuori. Siamo stati graziati in questa frangente, ma subito la ripartenza. Piovesan, buono il passaggio al centro, peccato anche in questo caso. Gioca dalla difesa, ma Piovesan pressa, viene scartato dal giocatore Cioccolanti direttamente che va verso l'attacco e poi torna indietro, passaggio al centro. Fortunatamente preso male dal numero 56 della squadra friulana. Continuano in possesso i triestini, vediamo che fanno dei rapidi cambi di gioco. Palù dalla sponda, va col pattino, disco che rimbalza in favore della squadra trevigiana e questo è fallo. Attenzione perché poteva anche starci il mantenimento del possesso trevigiano al fine di poter prolungare il power, ma l'arbitro fischia e quindi power play. Nel frattempo Caner dalla panchina sembra rialzarsi, sembra mettersi il casco, quindi speriamo che possa tornare in campo nelle condizioni migliori. È un minuto di time out chiamato dalla squadra trevigiana, quindi il coach Rizzotto chiama al briefing per poter sistemare le tattiche e ovviamente sperare che si possa finalizzare questo importantissimo power play. Ultimi secondi di time out, vediamo Caner che probabilmente rientrerà in campo, invece no, è in piedi, è a posto, ma entra Palù al posto suo, quindi power play formato dalla coppia di attacco Flora Darin e la coppia difensiva Bortoluzzi-Palù. Buono il possesso vinto dal Treviso.
Trieste pressa, ma non devono farlo con troppa intransigenza, perché ovviamente le nostre qualità comunque offensive non sono da sottovalutare. C'è Edoardo nuovo nel disco, dalla fascia, Flora chiama verso Palù, Flora riceve, potrebbe provare il tiro, invece temporeggia. Palù, Flora, tiro deviato. Bortoluzzi in sponda, recupera il disco, Darin. Bortoluzzi, Darin, ottimo il passaggio, buono per Flora che poteva scendere un po' di più sull'attacco, ma non importa, comunque l'importante è mantenere il possesso ed essere lucidi. Bortoluzzi, Darin, sulla parte retrostante della porta, la passa a Flora che prova il tiro, peccato. E riparte in contropiede il Trieste. Nulla di buono per loro in attacco, quindi ripartiamo con il power. Ora Flora si accentra, Bortoluzzi in fascia per Darin che gioca molto basso questo power play. Palù riceve sul pattino, prova il tiro, fuori di pochissimo. Ancora Palù. Ora si cambiano nuovamente, Flora in fascia, prova il tiro, pinzata del portiere triestino che para. - 15 secondi alla fine del power, in questo momento vede ancora la parità, però 15 secondi sono più che sufficienti per poter fare gol, a patto che si vinca l'ingaggio, in questo caso perso, ma Palù recupera il disco, 10 secondi, lungo la fascia, torna indietro, è l'ultimo attimo per poter tirare, Flora dalla fascia, tiro, parata, 4 in campo, 4 giocatori in campo, riparte il Trieste in contropiede, lascia un drop al compagno, sbagliano il passaggio anche loro, adesso potrebbe essere una buona azione per il contropiede, peccato per questi passaggi lungo la linea dell'attacco, perché ne stiamo facendo molti e di buoni, ma dobbiamo farci trovare pronti. Chiama il cambio coach Rizzotto, ritorna in campo Capitan Caner che scarta, pronto, potrebbe tirare anche da lato, va dietro porta, fa il giro e torniamo con la ricostruzione dell'azione dal basso. Palù, quinto, Palù, Caner tira, buono il tiro, era sullo specchio della porta, ottima la parata anche del portiere Trieste, il possesso di disco che probabilmente, anzi sicuramente, noi vediamo ricomincia dal basso, dalla loro porta. Brutto il passaggio in sponda, Caner che prova a sorprendere il portiere cercando di fare un tiro che poteva anche impensierirlo. Vigini, numero 6, difensore triestino, predica calma. Però questa calma può essere anche propositiva per la squadra trevigiana, perché in poche risorse oggi ci permette anche di riaffiatare. Bisogna stare attenti poi ai cambi di manovra, attenzione a questo disco che va verso il centro e rotola in maniera un po' bizzarra, ma del piano controlla e riparte dalla difesa. Vigini ancora dalla difesa bassa della squadra triestina, ripassa al disco, carambola, va sul pattino, attenzione a favore di Quinto che recupera il disco e chiama la difesa e calma anche per noi, per la squadra trevigiana, per i Dinos. Quinto lungo la fascia,
chiama Flora il disco che gli va incontro, buono questo scambio, attenzione. Buono il possesso, lo mantiene il nostro fantasista d'eccezione. Di poco fuori dalla porta. Attenzione, c'è un po' di caos davanti alla porta triestina e questo è solo che un bene per i Rhinos. Darin lungo la fascia, attenzione, buono il passaggio, vediamo che costruiamo tanto queste manovre che vanno verso la fascia e per cercare poi di dare il disco in attacco all'ultimo bisogna ovviamente poi cercare di finalizzare facendosi trovare pronti nella deviazione. Palù, Bortoluzzi, Palù, lungo libero, va però davanti porta, quindi lungo la fascia scende Darin approfittando della pressione del Trieste. Perdiamo però il disco e ripartono anche in maniera molto rapida. Buono l'intercetto di Darin, buonissimo, ha salvato un'azione molto pericolosa. Questo è un altro fallo, gancio per Cocozza, numero 97 della squadra triestina, e quindi altro power play al 6° minuto e 43. In difesa, in penalty per la squadra triestina vediamo Zozzoli, vediamo Cioccolanti e il difensore da tenere d'occhio Vigini. Tiene il disco, non vuole rischiare, quindi restituisce il disco alla squadra trevigiana. E questa volta vede disporre in maniera un po' diversa i giocatori. Abbiamo Flora dal basso e lungo le fasce Bortoluzzi e Palù. Sotto porta resta invece sempre fermo Darin. All'ingaggio Bortoluzzi perde il disco ma lo recupera subito, però è stato sfortunato in questo caso perché ha avuto un attimo di rimpallo, tra virgolette, vogliamo chiamarlo in maniera un po' calcistica. Zozzoli dalla difesa, scarta Bortoluzzi, è il momento di pressare, potrebbe anche prendere tempo, prova il tiro un po' troppo presuntuoso da più di metà campo. Darin, Flora. Ora Bortoluzzi lungo la fascia, poteva anche provare il tiro al volo. Palù. Flora. Palù. Flora. Dobbiamo anche tirare, questo buono il tentativo di Flora da centrocampo con una buona deviazione di Darin che però si trova contro un portiere pronto. Era ottimo lo spunto. Ora cambio, entra Caner, esce Darin, proprio lui. Aveva provato una deviazione che se fosse entrata sarebbe stata una magia. Ingaggio vinto dalla squadra trevigiana. Flora, Palù, Flora, Palù, Flora, si avvicina sempre di più, buono il tiro, pronti al rebound. Ora Flora, e anche qua abbiamo provato la deviazione. Vediamo spesso il portiere triestino che non blocca il disco, quindi è importante cercare di farsi trovare pronti sotto porta per un eventuale rebound o per una deviazione, come effettivamente sta giocando in questo momento la squadra trevigiana. È libero da
Caner dall'altra parte, era un ottimo spunto questo recupero, tornano in 4 però i triestini, quindi 4 contro 4 nuovamente. Partita un po' accentuata sotto il piano fisico, ma ovviamente lo sappiamo molto bene. Noi trevigiani che abbiamo già... Attenzione, l'arbitro fischia un fallo, non si capisce bene perché sembrava tutto regolare. Però in ogni caso ora tocca a noi difendere il penalty con Palou che prende 2 minuti in panca, puniti. Stavo dicendo che la squadra triestina l'abbiamo già affrontata questa stagione, è l'occasione del primo turno di Coppa Italia, in quel caso vinta in casa dai Rhinos, e questa sera però si ritrovano a giocare contro una squadra triestina con qualche inserto in più direttamente dalla Serie A. In viaggio e Caner prende tempo lanciando il disco dall'altra parte del campo. Ora al Trieste, passaggi veloci direttamente dal basso, cercano subito il tiro ma Merlo si fa trovare preparato. Attenzione, momento pericoloso per la difesa trevigiana che però si fa salvare da Merlo che si fa trovare pronto. Ingaggio vinto dal Trieste. Vigili passano dall'altra parte del campo, pronto al tiro, Merlo si fa trovare pronto ma il disco non si ferma, non riesce a bloccarlo il nostro portiere. E ora Tommy fa un lavoro molto buono nel cercare di prendere tempo. Ricostruisce il Trieste dal centrocampo. Cercano il tiro dalla fascia che va a buon fine. Ancora Merlo, il nostro portiere, blocca il tiro e siamo a 35 secondi dalla fine del penalty. Bisogna resistere un altro mezzo minuto. Cocozza per The Wonderview che però non riesce a prendere il disco. Ottimo l'intervento del portiere trevigiano. Ora Flora che potrebbe anche tenerlo ma prova il numero, attenzione Flora, buona l'azione di Flora ma altrettanto buona la parata del portiere del Trieste. 4 in campo ma Trieste è ancora in attacco. Ora Caner che deve prendere un attimo di tempo per cercare di far riposare i nostri giocatori che vengono da 2 minuti di penalty e ancora non hanno cambiato, non hanno avuto modo di cambiare. Ricostruisce dal basso il Trieste. Ora lungo la fascia ma si ferma la squadra triestina. Attenzione, buono l'intercetto di Flora, sfortunato in questo caso con la presenza anche dell'arbitro che si è fatto trovare in mezzo all'azione e questo era un fallo che non serviva. Questo era un fallo che non ci voleva. 1 minuto e 39 dalla fine del primo tempo, altro fallo per il Treviso che ci manda una brutta statistica alla parità di quelli che sono i falli sia per gli ospiti che per la squadra di casa. E altro minuto di briefing chiamato questa volta dall'allenatore triestino e l'arbitro non approfitta per cercare di intervenire su un gioco che effettivamente sembra fin troppo maschio.
in questo primo tempo di Treviso-Trieste. In campo per il penalty il tridente difensivo Bortoluzzi, Caner, Palù. Stessi giocatori invece in attacco, squadra del Triestina in power play del power che è finito pochi minuti fa o pochi secondi. Bisogna resistere ancora un po'. Caner che la lancia in sponda, Palù che potrebbe anche provare ad andare in attacco e lo fa, attenzione, torna indietro, mantiene il disco bene così, è il modo giusto per cercare di prendere tempo e chissà magari anche un fallo. Buona per Bortoluzzi, torniamo indietro, evitiamo i contropiedi ragazzi. Va bene comunque, 1 minuto e 26 alla fine del power. Zozzoli prova il passaggio al Kocic, ma in questo caso lo sbaglia e torna a lui il possesso. Ancora Zozzoli da dietro, attenzione, c'era un buco ma Buddha si fa trovare pronto. E ora Palù che tiene il disco molto bene questo penalty per la squadra trevigiana. Sfortunato in questo caso ma stecca alta, l'intercettazione del disco. Disco al centrocampo, mancano 28 secondi alla fine del primo tempo, 48 invece alla fine del penalty, quindi se speriamo, ci auguriamo, non dovessimo subire gol, ricominceremo il secondo tempo in penalty con 20 secondi di sofferenza ulteriore. Cocozza, ancora un 1-2 da dietro, Buddha che si fa trovare pronto sulla pinza sinistra. 12 secondi alla fine del primo tempo, ancora risultato 0-0. Esattamente come al primo incontro Treviso-Trieste del turno di Coppa Italia, se non che a 15-20 secondi alla fine Darin in quell'occasione segnò il primo gol. Sarebbe bello poterlo ripetere, ma in penalty è un po' più complicato. Cocozza 1-2, ancora il numero 91 e Cocozza 97 chiamano al tiro i triestini troppo tardi e comunque era fuori. 0-0 primo tempo, squadre agli spogliatoi, momento di pausa, momento di riflessione, c'è un po' da ragionare sul discorso falli e speriamo anche di poter finalizzare.
Scatta la sirena, siamo pronti a cominciare con il secondo tempo. Altri 20 secondi di penalty, altri 20 secondi di sofferenza. Abbiamo avuto modo di poter prendere fiato, quindi speriamo di poter ovviamente difendere. Vince l'ingaggio in attacco Palù, che però perde il disco subito dopo. 10 secondi. Provano i triestini il tiro al volo, che fortunatamente ci ha graziati uscendo fuori dallo specchio della porta, e ne mancano 5 dentro il campo di Andrea Flora, e per tornare ovviamente a parità. Ingaggio a centrocampo ovviamente solo che positivo per la squadra trevigiana. Ora un altro ingaggio perso, è importante cercare di vincerli per poter usufruire del possesso disco a inizio match, inizio ripresa del match. Vieste che, come al primo tempo, nei primi minuti riparte dal fondo, intercetta, legge bene il gioco Flora, carambola in sponda, buono l'intercetto di Palù, che ora va subito in attacco, potrebbe dare dal centro, la dà Flora, parata con lo scudo del difensore triestino, e Trieste che riparte in contropiede. Attenzione, deviazione fuori dallo specchio della porta, che ci ha graziato, come ovviamente il portiere triestino ha graziato la propria squadra in occasione della precedente azione. Era buono il tiro di Flora, ora lui stesso all'ingaggio, lo vince Bortoluzzi dalla difesa, che chiama calma, va in sponda in attacco verso Darin, Longo chiama ma non riceve, Flora si allarga verso l'esterno, scivola, e questo era più che un contatto, ma va bene comunque, l'arbitro non interviene. Devo valutare ancora bene il metodo di giudizio in questo match. Ora il Trieste dalla difesa lascia il disco al numero 91, che va lungo la sponda e prova il numero, ma si incastra sulla stecca di Darin. Anche qua poteva esserci il fischio. Bortoluzzi prova manovra in mezzo a 2, e ora buona l'azione per il Treviso, sono 2 contro 0, parata, caspita, Longo verso Darin, era buona l'azione, era buona l'opportunità, peccato in questo caso, bisogna essere un po' più incisivi, non possiamo farci lasciare alle spalle un'occasione come questa, ma va bene, ripartiamo dall'ingaggio. Bortoluzzi perde il disco, difesa in affanno in questo caso, ma il disco che va troppo lungo e permette il contropiede del Treviso. Buono il tiro fuori di poco. Wonderview mantiene il possesso del disco e rallenta un po' il gioco. Zozzoli che prova ad accentrarsi e viene bloccato ora da Darin, che può avere una buona opportunità. Quinto da dietro carica il tiro, viene bloccato dalla difesa triestina. Ancora in attacco, pericoloso Zozzoli, buono l'intervento di Darin, vitale per mantenere libera la porta da pensieri che potevano preoccupare il nostro portiere.
E ora prova il contropiede del Treviso con Quinto lungo l'angolo sinistro del campo, che torna indietro Darin, un po' confusa l'azione. Darin al centro, buono il passaggio e buono anche il recupero disco, attenzione, parata, ancora una parata per il portiere triestino, ancora 1-0, non è andata a buon fine, ma questo è il Treviso che vogliamo vedere. Cambio delle linee, ora Flora all'ingaggio, inizia l'ingaggio, passa a Longo che passa a Palù e Caner con calma mantiene il possesso del disco verso Flora, poco lungo, 2 in attacco per il Trieste. Questo è un altro fallo, il secondo di Longo, che deve stare attento a non farne altri, ma anche a tenere a bada le proteste per evitare i 10 minuti di penalty. Altri 2 minuti in panca puniti, altro penalty, altri istanti di sofferenza per la squadra e per i tifosi trevigiani. All'ingaggio Palù, importante cercare di prendere tempo e lo fa molto bene, devo dire anche. Ora Palù in attacco che deve tenere a bada i 2 difensori di Wonderview, il numero 97 che si accentra, prova il tiro, deviazione strana col pattino che fortunatamente non è stata troppo pericolosa. Questa che ricomincia dal basso. Fanno girare il disco del Wonderview, si fa chiamare pronto, ma fortunatamente sbaglia il tiro. E questo è un gol. Cotta segna e sigla il gol del vantaggio per la squadra triestina da centrocampo. Abbiamo detto più volte nel primo tempo e lo ribadiamo, bisogna stare attenti a non fare fallo, perché con queste piccole cose rischiamo di mandare a monte quella che è una partita che si sta giocando bene, ricche di opportunità, ma ora bisogna pensare soltanto a giocare come se fossimo 0-0, quindi concentrazione e forza per cercare di pareggiare i risultati anche in fretta. 4 contro 4 in campo, ora Bortoluzzi che pressa Vigini, Capitan Caner che dalla panca cerca di chiamare a mantenere il proprio uomo in difesa. Vanno spediti i triestini da dietro porta, vuole fare tutto da solo il giocatore, a un certo punto ovviamente o torna indietro, si trova 3 difensori biancocelesti davanti, quindi possesso per il Treviso. Palù chiama calma Palù, cerca di riflettere da dietro porta. Ora Darin, ma Palù non passa, cerca di andare sulla sponda, velocizza il gioco, non trova spazio e torna giustamente indietro. Passaggio di sponda per Bortoluzzi che potrebbe provare anche ad accentrarsi, ma perde il disco. Darin si fa trovare pronto al recupero, attenzione, buono il tiro, c'era anche Piovesan pronto davanti porta, peccato. Ora di nuovo possesso per il Trieste. Buono il pressing di Piovesan che recupera un ottimo disco, ma lo perde di nuovo e ora il Trieste va in
in attacco, sono 2 contro 1. È stato un ottimo save del portiere Buddha. Maringa bloccato in balaustra. Caner la spunta, va dietro porta dove si può essere anche molto pericolosi. Lascia il disco a Palù che prova il tiro, l'angolo era ben coperto. E adesso ovviamente si accende un pochino la serata, ci pensa l'arbitro a placare un po' gli anni. Cambio. Resta dentro Caner, entrano invece Bortoluzzi, Flora e Longo all'ingaggio, quindi vedremo un Flora in attacco, Longo appunto e Bortoluzzi e Caner in difesa. Possesso del Trieste che questo giro vuole provare a sorprendere i trevigiani cercando di fare ciò che non hanno fatto fino ad adesso, cioè andando in maniera molto rapida in attacco. Buona la parata di Merlo. Dicevamo che di solito il Trieste fino ad ora l'abbiamo visto temporeggiare dietro porta, invece hanno voluto velocizzare il gioco. Scelta un po' bizzarra visto che sono in vantaggio, disco in balaustra e resta fermo l'arbitro fischia. Ingaggio quindi in attacco, resta dentro la linea formata da Flora, Longo, Caner e Bortoluzzi. L'ingaggio Flora in questo caso al posto di Longo, disco giù, vinto dal Trieste ancora una volta. Bisogna cercare di perfezionare quelli che sono gli ingaggi per avere più possibilità anche in attacco, visto che anche poi il possesso del disco chiama anche possibili azioni offensive. Qui Caner cade, si rialza. Possesso del Trieste che ora chiama calma, è giusto e scontato che sia così. Cocciolanti nella difesa si accentra, ne scarta 2, va dietro porta, non trova nessuno e ricomincia il gioco da dietro. Ora probabilmente si potrebbe spegnere un po' la partita per poi cercare di riaccendersi verso i minuti finali del match. Buono l'intercetto di Tommaso Caner che passa Flora, 1 contro 1. Il nostro attaccante prova il numero ma non riesce. Questo è contatto da dietro la schiena di Andrea Flora. Bastonata. 2 minuti di power play per il Treviso. C'è un po' di nervosismo nella formazione triestina. Il nervosismo che riscontriamo tra compagni, va bene così. Power play. Ora Palù prova l'ingaggio, disco fuori. Ancora Palù. All'ingaggio questa volta lo vince, il disco carambola sul pattino dell'arbitro. Flora dietro porta ma non abbiamo nessuno in difesa, eravamo tutti su. Attenzione, recupero del disco per il Trieste che prende tempo e si allarga la squadra in penalty. Bisogna marcare, bisogna cercare di recuperare il prima possibile. E Cocozza fa il 2-0 in penalty. Questo è un colpo duro, ma abbiamo ancora 1 minuto e 30.
per cercare di fare qualcosa di buono in questo penalty che al momento qualcosa di buono non si è visto, non l'ha visto. Fuori Flora, dentro Caner, Paluderin, Bortoluzzi, ingaggio vinto dal Treviso, buono questo ingaggio, Caner in fascia, Bortoluzzi, Palù, bisogna velocizzare un po' il disco per Caner in fascia, buono il passaggio al centro, Bortoluzzi, Caner che si accentra, passaggio intercettato, ancora una volta disco perso, abbiamo ancora un minuto per cercare di recuperare questo brutto gol subito in power. Caner, Palù, Caner, ottimo lo spunto, buono il tiro, un poco fuori. Palù, mancano 45 secondi, ora Caner, spazio, la passa a Palù, buono il passaggio, peccato per il tiro deviato dal difensore triestino, un ottimo spunto, e questo è un contrasto di gioco un po' borderline, l'arbitro ci grazia, attenzione, questo è fallissimo, tra l'altro l'arbitro se la prende con tutti e due i giocatori. È da analizzare un attimo, la reazione del numero 5 era dovuta al fatto che ha avuto un contrasto precedente, ma in realtà con Caner, quindi se l'è presa con il giocatore sbagliato. Discutibile anche la scelta di mandare entrambi i giocatori fuori e fare ripartire le squadre con 4 contro 3, 20 secondi di penalty, di power play per il Treviso, perché in base fallo il Treviso non l'ha fatto, ma conosciamo bene Osec, cerca spesso di innervosire gli avversari con queste mosse poco geniali per il gioco dell'hockey line. Flora da dietro trova il tiro, buona la deviazione di Darin, peccato anche in questo caso, si è fatto trovare pronto il portiere triestino che fino ad ora ha giocato una buona partita. Disco all'angolo, 4 in campo, Flora prova a smarcarsi ma perde il disco e continua a giocare in maniera un po' dispettosa il Trieste, non capiamo il motivo visto che stanno anche vincendo 2-0, non dobbiamo reagire però perché siamo già in una situazione in cui stiamo perdendo e dobbiamo cercare di essere lucidi per recuperare, mancano 8 minuti, non sono pochi ma non sono neanche tanti, soprattutto se poi andiamo a fare fallo. Squadra triestina che temporeggia, vanno in attacco e tornano indietro. Darin pressa, va in attacco e ci aspettiamo che passi dietro il disco, visto che non c'è nessun altro che Trieste in attacco, invece no, mantiene il possesso in attacco il numero 26 la squadra friulana. Bastoni che volano, ma non dobbiamo sconcentrarci, c'è Caner che prova il tiro, raso terra ancora una volta, pronto il portiere del Trieste e poi ennesimo fallo fischiato contro la squadra trevigiana che pare però l'arbitro essersi perso i 2 minuti precedenti della partita, perché come abbiamo fatto fallo noi, a quanto pare più di qualcosa ha fatto anche la squadra triestina. Ora squadre corte per un riempimento di panca puniti, ma soprattutto
penalty e power play a favore di Trieste. 7 minuti dalla fine non ci voleva. Davide nella difesa per Cioccolanti, autore della seconda rete. Ancora Cioccolanti si accentra, la passa a Davide che la lascia al numero 6 Vigini. Cioccolanti scivola, è buono questo recupero di Palù. Attenzione Darin, siamo in 2, prendiamo il disco in una posizione pericolosa, ma buona la difesa trevigiana che resiste. Questo ultimo pressing Trieste. Vigini, Elisa, Cioccolanti, prova il tiro, non inserisce il nostro portiere. Darin all'ingaggio, deve resistere un altro minuto e 12 per Palù, tiene il possesso ma lo perde subito dopo. Vigini prende il disco, Davide da dietro, Cioccolanti, ancora lui, Davide, Vigini, Davide, Cioccolanti, Vigini, veloce il possesso, il Trieste che cerca spazio, una manovra offensiva ma Buda si fa trovare posto nel momento giusto e va bene così. Mancano 46 secondi alla fine del penalty e poi saranno 5 minuti per poter cercare di fare. Davide, Vigini, Davide temporeggia sul passaggio, Cioccolanti, Davide ora aumentano la velocità della manovra e sbagliano un ottimo momento per cercare di prendere tempo. 20 secondi. Cioccolanti, buono il pressing dei difensori trevigiani, buono l'intercetto di Bortoluzzi, mancano 7 secondi. Attenzione a questo tiro deviato da Palù, ottimo timing, di nuovo 4-4. Vigini passa indietro, Davide si fa trovare pronto, richiamo al cambio i giocatori triestini. Ora in campo invece il Treviso, Caner, Luzzi, e Palù. Piccolo scontro di gioco, attenzione, ottima opportunità, siamo 2-1, 2 contro 1. E peccato per questo passaggio intercettato dalla difesa triestina. Recupera il disco, ricostruisce la manovra. Perde il disco in difesa in un punto anche molto pericoloso. Trieste che prova il tiro al Treviso e questo è un altro fallo non fischiato, non visto. Anche qua ci stavano i 2 minuti. Chiama il cambio coach Rizzotto, esce Mattia Darin, entra Andrea Flora. È il momento di far riposare i giocatori che poi devono cercare di recuperare il risultato nei minuti finali. Siamo 3 minuti e 50 dalla fine. E questo è un altro fallo ingenuo per la squadra trevigiana. La cosa che ci stupisce questa sera è che, come li facciamo noi, anche il Trieste li fa. Ma va bene così, dobbiamo
2 minuti di penalty, poi 1,39 nel caso in cui non dovesse andare a buon fine questo penalty. Ricordiamo che come Trieste ha fatto gol in penalty, possiamo tentare, poco probabile anche noi. Numero 97, dietro prova il tiro deviato, Caner recupera il disco, Flora chiama, prova a scartare ma non riesce troppo, tiro dal centrocampo di De Wonderby, ora Zozzoli lo spetta dietro, anche Cocozza si fa trovare libero. Zozzoli, Wonderby, tiro, passaggio alto, buono, il recupero del tempo prezioso per il Treviso. Flora chiama il cambio, entra Longo, sta su, cercare di fermare i passaggi che vanno da Cozza a Zozzoli a The Wonderview. Zozzoli tira e questo è un gol di rebound. Era poco da fare per risultato amaro, soprattutto perché abbiamo visto fischiare troppi falli per il Treviso. Dobbiamo, come ho sempre detto, cercare di evitare queste spiacevoli situazioni che poi ci possono portare a subire dei gol. Ora Longo vince l'ingaggio, Palù per Caner, Darin che prova il tiro parato, il tiro Triestino che fino ad ora ha fatto una partita magistrale, dobbiamo riconoscerlo. Ora Longo ingaggio in attacco, stavolta lo perde, una balaustra per cercare di recuperare il disco che però va ai Triestini, ricominciano il gioco da dietro porta, Vigini buono di Bortoluzzi, buono il passaggio per Palù che però trova ancora una volta il portiere pronto. Un minuto e 44, brutta bastonata in faccia per Bortoluzzi, speriamo nulla di grave, ma sappiamo quanto in realtà sia dolorosa. Rialza, vediamo bene, più o meno, va verso la panchina, moto Durante. Ingaggio a centrocampo, 1 minuto e 44 alla fine. Coach probabilmente si prepara a chiamare fuori il portiere, potrebbe anche giocarsi questa carta nonostante il 3-0. Il Trieste che attacca, sbaglia il passaggio, fortunatamente recupero di Palù, lascia Darin, il portiere va fuori, il Treviso in 5, Flora con la 3/4, buono il tiro, parata ancora del portiere triestino. Fino ad ora devo dire MVP in campo, perché i tiri Treviso, oltre a essere stati
quasi tutti pericolosi, sono stati anche molti. Lascia mettere fuori il coach Rizzotto, quindi è importante vincere l'ingaggio. Chiama il time out. Time out, quindi il momento di cercare di studiare un po' le tattiche per provare l'impresa. Tutto parte da provare a vincere un ingaggio che ci potrebbe permettere di mantenere il possesso, le possibilità per rimontare. Questa partita un po' difficile, un po' a tratti anche troppo maschia, nervosa. Era prevedibile che fosse. Alessi torna a prendere la posizione dei pali per la squadra triestina, l'ingaggio Palù perso, ma Treviso recupera rapidamente, anche se sbaglia il passaggio, tiro fortunatamente che esce fuori, bisogna finalizzare ora, manca un minuto, siamo 3-0. Flora per Ring, era buono lo spunto, ancora Flora, prova il tiro raso terra di poco fuori, Caner, Flora deve far girare il disco, Ring, Palù, Flora, e buono lo spunto, ottima anche la direzione di Darin, lo slap da dietro di Palù che colpisce il difensore numero 5 di Trieste, 20 secondi alla fine, Palù, Caner tiene il possesso il Treviso, prova lo slap Palù, Darin, attenzione, lungo, gol sull'incrocio dei pali, Longo segna il gol che sancisce il risultato momentaneo e oserei dire pressoché finale, 3-1, mancano 5 secondi dalla fine. È stato ottimo lo spunto del passaggio al centrocampo di Caner per Longo, che fa trovare finalmente pronto. Caner finisce così il match infrasettimanale tra Trieste e Treviso, 3-1 per gli ospiti. Non è stato facile, in forze ridotte, cercare di mantenere le energie e le risorse per questa partita a distanza di 2 giorni da domenica, quando abbiamo giocato un'altra impegnativa contro gli Esrago News. Speriamo possa servirci per poter continuare ad andare avanti per il resto della stagione. Vi ringraziamo intanto per esservi collegati qui con noi questa sera, ringraziamo la regia, ringraziamo tutti i presenti, vi saluto, ci vediamo alla prossima, probabilmente nel mio caso dal campo. Lascerò parola a chi di dovere per commentare le prossime partite. Buona serata.